Studenti dell'Istituto Cerletti di Conegliano in autogestione, relazione di Ettore Beggiato sull'autonomia veneta tra 8 e 900, bandiere della Serenissima in auditorium e un sonoro Viva San Marco per concludere. Tanto è bastato per far insorgere alcuni insegnanti della scuola enologica contro l'iniziativa e contro la dirigente Maria Grazia Morgan, che si difende sostenendo di non aver ricevuto nessuna protesta formale e di rispettare la libertà di iniziativa dei ragazzi che hanno organizzato da soli la giornata dell'autonomia culturale. Un piccolo grande caso su cui è intervenuto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Intanto quali sono questi professori che protestano alla preside? Io ho letto un articolo e non ho visto un nome. Sarebbe bello anche confrontarsi con delle persone fisiche. Non trovo nulla di strano che dei ragazzi, ma lo dice uno che è sempre stato corretto, che dei ragazzi nell'ambito dell'autonomia totale dell'iniziativa abbiano organizzato il tratto raduno, che ormai lo fanno da una vita, e una giornata per parlare della Repubblica Veneta. Se una giornata di storia è un problema, adesso ne prendiamo atto. Anche sui social sono fioriti i commenti. Apriti cielo, quale affronto, scrive ironicamente il consigliere regionale della Lega Alberto Villanova. A scuola, rincara provocatoriamente, possono entrare solo Bella Ciao e bandiere rosse. Bravi ragazzi, avete tutto il mio appoggio. Purtroppo, conclude il sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciumschi, sono ancora tanti i docenti burocratico ottusi. Il caso scatena anche le reazioni di semplici cittadini divisi tra la difesa della scuola, vista come istituzione da simboli legati a tematiche politiche, e il dovere di insegnare la storia veneta.